Cambiano le regole e i droni non decollano, anche quelli sotto i 2 kg usati per motivi scolastici non possono più volare all'aperto se non in zone agricole e all'Ipsia di Castelfranco, dove le sperimentazioni erano arrivate all'invio di medicinali a chi non si può allontanare da casa, le 4 eliche rimangono a terra. Secondo le recenti normative, per far volare un drone è necessaria un'assicurazione. Per farla però bisogna avere una patente, ma al momento non ci sono ancora i corsi per ottenerla. Il risultato è quello di una ricerca al palo. La cosa sembra ancora un po' fumosa, non si capisce. Il nostro appello è quello, di facilitare e semplificare, anche perché poi le nostre applicazioni non sono di tipo commerciale, ma sono applicazioni di tipo didattico, di ricerca. I ragazzi sono costretti a procedere per ipotesi senza far volare neppure in un parcheggio i loro bolidi dell'aria sui quali hanno sviluppato ogni tipo di applicazione. In questa simulazione abbiamo visto com'è possibile recuperare un drone, qualsiasi tipo di drone, naturalmente servendoci di un segnale GSM. Ad esempio noi abbiamo usato il drone per fare delle pulizie, ci abbiamo messo sotto uno scovolino per togliere la polvere, oppure una spugna bagnata che pulisce e dopo, grazie all'aria provocata dalle eliche, asciuga direttamente. Da qui l'appello per poter continuare con la ricerca. Che ci sia la possibilità di poter sperimentare in maniera meno vincolante e restrittiva rispetto a ciò che prevede questo tipo di normativa. Gli studenti dell'Ipsia di Castelfranco saranno protagonisti venerdì prossimo di un incontro organizzato da un'industria sul mobile business, quando presenteranno proprio le applicazioni pensate per i loro droni durante la stesura della tesina.